Amici di Conosco un Posticino, benvenuti in Friuli. Non si dice Friuli, si dice Friuli. Sono qui praticamente nella porta dell'Est, a Udine, per parlare di questa terra straordinaria che sta al confine tra l'Est e l'Ovest, tra due culture, l'Oriente e l'Occidente. Abbiamo pensato di prendere un uomo, una roccia. Un uomo che ha deciso di abbandonare le news, il fronte caldo delle notizie da dare e dedicarsi quindi alle rose e alla cultura e all'arte. Si tratta di Giulio Giustiniani. Insieme a lui percorreremo un tratto sulla strada provinciale 352 partendo da Udine per arrivare a Grado, passando da Palmanova e Aquileia in una specie di incontri con fortilizi, manieri, castelli. Venite con me! Conosco un posticino. Giulio. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene. Senti, ti ringrazio per avermi facilitato la ricerca di questo posto, perché con tutti i nomi che avete dato a questa piazza non ci avevo niente. Ma il nome vero è Piazza dell'Erba, il più bello, sì, perché c'è del mercato, è quello più significativo. Quello più significativo. Giulio, dove andiamo adesso? Andiamo a vedere le famose distillerie Nonino. Le mitiche distillerie. Le mitiche distillerie Nonino. Ok! Qui siamo sulla 352, che è la strada in direzione di Palmanova, sì, e a un certo punto c'è un bivio a sinistra e si va nel paese di Persereano, dove c'è questo borgo ristrutturato dal Nonino, e vedrai che cosa è diventata la grappa, perché pensa che ancora 100 anni fa quasi tutte le distillerie erano semplicemente dei carretti con un alambicco sopra che giravano durante la vendemmia di casa colonica in casa colonica, sì, distillavano le vinacce lì sul posto, sì, poi ne lasciavano metà al contadino, l'altra metà se la prendeva il distillatore col carrettino e andava a venderla. Pensa che i contadini friulani lo usavano per non aver freddo, si strofinavano addosso la grappa prima di andare a lavorare nei campi, e la bevevano quando non avevano da mangiare, perché aiutava a addormentarsi e a non sentire i morsi della fame, certo, nello stomaco. Anziché proseguire per Palmanova si gira questo bivio qui, ok, e andiamo in direzione di Persereano. Ok, via Ippolito Nievo. Sì, i ricchi una volta bevevano non la grappa era per i poveracci, i ricchi, sì, bevevano il whisky perché gli inglesi avevano messo su un impero. Infatti mio suocero Benito Nonino dice sempre che se l'Italia avesse avuto un impero tutto il mondo berrebbe grappa, e quindi gli inglesi avevano diffuso nel mondo l'uso del whisky, poi i francesi, che erano considerati quelli chic a Parigi, sì, così, loro il cognac, per cui i ricchi andavano a whisky e cognac una volta, perché ora vedrai che rivoluzione, ti porto in un posto che ha cambiato proprio l'immagine della grappa. Ora ti porto a vedere come si distilla la grappa. Fammi vedere.
Mia moglie Elisabetta Nonino. Ma che cosa succede? Come la moglie? È mia moglie. Cioè tu mi hai nascosto tutto questo, ti sei sposato una grappa. Amici, vi rendete conto? Questa ragazza è una Nonino, tutto quello che vi bevete ogni volta è qui. Ma che succede? E queste sono le nostre meravigliose distillerie. Io non ci posso, ma questo era l'Ambicco A2. A vapore tradizionale discontinuo. Uno l'Alambico pensa sempre che sia quello a forma così, e invece no, l'Alambico ci sono quelli portatili, i vecchi alambichi che sono qua. Per cui si metteva del fuoco, presumo, sotto il questo, fuoco, esatto. sì. La vinaccia si metteva nel paiolo, certo. Attraverso il calore il vapore alcolico saliva e scendeva. Precipitava, si può dire, quasi. Si raffreddava. Che veniva raffreddato con l'acqua, certo. Per cui da vapore diventava liquido e usciva qui dentro, per finire in una botte e poi dopo vedremo. E il più grande orgoglio di far parte della famiglia Nonino è che i miei genitori nel 1973 hanno inventato la prima grappa di monovitigno. Io penso che sia il sogno di ogni uomo sposarsi comunque alla fine con una donna che produce qualcosa da bere, perché proprio anche Bacco da Bacca e Venere, tutti insieme. Devo dire che il mitico Marcello Mastroianni, che era un grandissimo ammiratore della famiglia e della distilleria Nonino, una volta alla mamma ha detto: ma Giannola, avrei tanto voluto sposare una delle tue figlie, peccato fossero troppo giovani. Che tra Faidana e Caterina, però se conosceva Gianola, mannaggia. Se mi seguite, andiamo a bere un ottimo aperitivo. Aperitivo, intanto buongiorno. Riccardo, ecco, questa Ma lei deve essere Giannola Nonì, cioè tua suocera. Oh, la Madonna, sono proprio io. Bene? è mia cognata. Ah, mia cognata, sposata? Certo. Già fatto la niente, lasciata. Ok, vabbè, scusate, adesso non... Ti posso raccontare una curiosità? Lo sai che Sciascia ha scritto il suo romanzo Il Cavaliere della Morte sulla scrivania dove faceva i compiti Elisabetta da bambina? Ma dimmi... Perché lui veniva qui per via del premio Nonino, ma il premio Nonino, che è un importante premio culturale, certo, lo conosco. sa tutta Antonella, te ne parla lei. Ah, molto bene. Negli anni al premio Nonino sono venuti dei personaggi straordinari della cultura, quello delle Lévi-Strauss, Peter Brook, vidi a Napoli il premio Nobel, che oggi infatti è non solo caro al nostro amico ma anche il presidente della giuria. E questo ci ha dato la possibilità in tutti questi anni di far apprezzare la grappa e la tradizione contadina da cui la grappa viene, quindi la nostra tradizione, le nostre origini, come potete vedere, sono la grappa veniva distillata dai contadini e Giannola e Benito Nonino sono riusciti anche tramite al premio a farla conoscere, apprezzare in tutto il mondo. Allora, io vorrei farti una domanda: per chi volesse avvicinarsi da neofita, senza sapere nulla, al mondo delle grappe, qual è il prodotto che potresti consigliare? La grappa Nonino Monovitigno Moscato. Esatto, è una grappa stupenda, leggermente aromatica, quindi morbida, distillata con metodo artigianale e senza aggiunta di aromi. Chiaro? Adesso devo dire una cosa io, per favore. Tu mi devi fare una fotografia con questa famiglia Nonino straordinaria, perché io anni fa mi ero scaricato una foto con loro. Adesso sto qui, mi ero scaricato una foto dove c'erano tutti quanti, una foto famosa dei Liviero Toscani. Adesso metto io, voglio stare vicino a Giannola. Voglio stare vicino a Giannola, qua. Ecco, perché quando mi ricapita... Allora amici, ricordatevi, quando arrivate da queste parti non potete non fermarvi qui alla distilleria Nonino. Guardate che succede, cosa leggo? Qui c'è Giannola, vi accoglierà come ha accolto me, grazie, e qui c'è la foto che testimonia tutto! Giulio, adesso dove andiamo? Adesso andiamo da Nando, che è un ristorante tipico friulano, così ti racconto un po' com'è questa cucina friulana, che è una cucina fantastica.